ritrovate all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. È Samuel Nizzari, la vittima della lite culminata in sparatoria in via Carrubella a Gravina di Catania. L'uomo, 46 anni, è stato ucciso a seguito di un litigio avuto con un vicino di casa. A colpirlo con diversi colpi di arma da fuoco è stato un anziano di 80 anni, attualmente ricercato. Indagini sono in corso per rintracciare l'autore e ricostruire i motivi che avrebbero spinto l'anziano a sparare e uccidere il 46enne. La salma della vittima è stata portata al Policlinico di Catania. Condannato a 4 anni e 10 mesi l'ex direttore dei cimiteri del comune di Palermo Cosimo De Roberto, sono stati invece assolti i titolari delle agenzie funebri della San Michele, il fioraio Rosolino Lo Cicero, l'impiegato addetto alle tumulazioni Andrea Senapa e il collaboratore amministrativo del cimitero Rodolfo Zanardi. Erano tutti accusati di corruzione. Le indagini ruotavano attorno a un presunto giro di mazzette per accelerare le sepolture al Camposanto di Palermo, che si sa da anni è in emergenza per la carenza di posti. La procura aveva chiesto 3 condanne e 3 assoluzioni. È stato recuperato il cadavere di un altro immigrato nelle acque fra Cala Pulcino e Capo Ponente a Lampedusa. A segnalarne la presenza ai vigili del fuoco è stata la Guardia Costiera, che stava svolgendo un ordinario servizio di pattugliamento e ricerche di dispersi. La salma è stata recuperata grazie all'intervento di 5 pompieri e un natante. Non presenta segni di decomposizione e dovrà essere sottoposta a una ispezione cadaverica. Per le condizioni in cui si trova, appare quasi certo che si tratti di uno dei dispersi della notte fra domenica e lunedì. E in chiusura le previsioni meteo. Per domani è previsto buon tempo su tutta l'isola, non sono previste precipitazioni e la giornata sarà ancora estiva. I venti saranno deboli ovunque e le temperature non subiranno variazioni significative. La Protezione Civile siciliana ha anche diramato lo stato di preallerta rischio incendi per la provincia di Enna. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.